La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha eseguito nella mattinata odierna una misura cautelare nei confronti di 5 soggetti, 2 dei quali già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, ritenuti responsabili di una serie di condotte reiterate di estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravati dal metodo mafioso e di avere agevolato l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. In manette sono finiti Pietro Campo, boss fidatissimo di Matteo Messina Denaro, a cui è stato notificata l'ordinanza di custodia cautelare direttamente in carcere, dove già sta scontando una condanna a 14 anni di reclusione. Giovanni Campo, il figlio di 34 anni, coinvolto 10 anni fa insieme al padre nell'operazione Icaro, ma poi assolto. Pietro Guzzardo, di 45 anni, e Pasquale Ciaccio, di 58, pastore di Santa Margherita di Belice, già coinvolto nella maxi operazione Scacco Matto. Ai domiciliari invece è stato posto Domenico Bavetta, di 42 anni. Le indagini, condotte dallo SCOE, dalla Sisco di Palermo e dalle squadre mobili di Agrigento e Palermo, hanno permesso di ipotizzare il pervasivo controllo e la gestione illecita delle attività agropastorali sul territorio di Santa Margherita di Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia fino al confine con Contessa Entellina. Gli indagati, avvalendosi della indiscussa forza intimidatoria derivante dall'essere riconosciuti quali esponenti di vertice del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice, avrebbero attuato un incisivo controllo sull'economia agropastorale dell'area, nonché sul connesso utilizzo dei fondi agricoli dell'entroterra belicino. In particolare sono stati registrati diversi episodi in cui gli indagati, avvalendosi del metodo mafioso, avrebbero costretto i proprietari e i gestori dei terreni agricoli a cedere la disponibilità di ampie aree di terreno da adibire al pascolo abusivo del bestiame, imponendo il pagamento di canoni irrisori che in taluni casi non sarebbero nemmeno stati corrisposti. Lo spessore dei soggetti coinvolti nelle investigazioni ha peraltro evidenziato anche momenti di tensione interna legati al tentativo di alterare gli equilibri del cartello stesso, contrasti sempre appianati in una logica di convenienza e di reciproca tutela dei meccanismi di controllo del territorio. L'odierno provvedimento, emesso dal GIP di Palermo, si basa su gravi indizi di colpevolezza e su un quadro indiziario emerso nel corso delle indagini, significando che le piene responsabilità penali per i fatti indicati saranno accertati in sede di giudizio. Un grosso risultato per la Polizia di Stato, per la Questura di Agrigento, per lo SCOP, per la Sisco e naturalmente per la Procura distrettuale. Un intervento molto importante nell'ambito di una manifestazione della mafia estremamente importante e tipica del nostro territorio, che è quella della mafia rurale. La lotta alla mafia continua sempre a 360 gradi.